Buongiorno a tutti amici, eccoci qua, siamo al centro sperimentale ortofloricolo Po di Tramontana. Io sono Franco Tosini, responsabile del centro. Niente, siamo già in fase di preparativi per le giornate aperte dedicate all'irrigazione di precisione del 24 e 25 giugno. Stamattina stiamo facendo delle prove di semina con stesura della manichetta e pacciamatura biodegradabile, ma ci parla nei dettagli il dottor Lorenzo Benvenuti. A te la parola, dottore. Grazie Franco. Nella sostanza, nel mondo dell'irrigazione si ritiene che dobbiamo puntare a valorizzare questa risorsa e lo si fa assolutamente attraverso la microirrigazione, ma anche adottando tecniche agronomiche come la pacciamatura. Questo però poi pone dei problemi quando invece che trapiantare una cultura deve essere seminata. Ecco allora che oggi abbiamo fatto le prime prove di semina con la modula JET della Forigo, che consente di eseguire una semina con diciamo sessi di impianto anche molto diversi, e noi abbiamo provato oggi lo zucchino e la lattuga. Fa la semina su pacciamatura e lo fa grazie a un sistema elettrico ed elettronico che controlla tutto il processo e che consente di eseguire una semina direttamente sul terreno, stendere sopra la manichetta e quindi andare a eseguire il foro nell'esatta corrispondenza di dove è stato depositato il seme. Questo consente di rendere più veloce l'operazione, di utilizzare la pacciamatura anche su culture seminate e quindi di avvantaggiarsi di tutti i benefit che la stesura del telo dà anche e soprattutto per quanto concerne l'irrigazione e la valorizzazione della risorsa idrica. Vi aspettiamo quindi a giugno. A giugno, il 24 e il 25 giugno. Grazie ancora, arrivederci tutti.